Giornata di beneficenza, quella che si è svolta sabato presso il Teatro Pirandello di Agrigento, gremito in ogni ordine di posti, organizzato dalla Rotary Distrettuale 2110 Sicilia Malta, che ha visto la presenza del governatore distrettuale Gaetano De Bernardis e il cui ricavato è stato destinato alla Rotary Foundation. L'iniziativa è stata coordinata da Franco Vitellaro, dal delegato distrettuale Pro Rotary Foundation, dal presidente del Rotary Club di Agrigento Salvatore Alaimo. Lo spettacolo, denominato Io e Pirandello, è stato presentato dalla giornalista Margherita Trupiano e che ha visto come protagonista lo stesso governatore con una Lectio Magistralis su Pirandello, l'esibizione della pianista Rita Capodicasa e l'attore Sebastiano Lo Monaco. Noi ogni anno versiamo una quota per socio alla Rotary Foundation, poi organizziamo periodicamente degli incontri come raccolta fondi per la Rotary Foundation. La Rotary Foundation è il nostro salvadanaio, è quella che raccoglie i soldi e poi li investe in attività diciamo di ogni tipo, umanitarie soprattutto in tutto il mondo, borse di studio per la pace, progetti per portare l'acqua pulita in posti dove l'acqua non c'è e così via, oppure spese mediche e tante altre cose. Quindi questa è un'occasione e allora a Agrigento non potevamo non parlare di Pirandello ovviamente e quindi ci sarà una mia piccola prolusione, diciamo così, su Pirandello, poi ci sarà un intermezzo musicale e poi ci sarà Sebastiano Lo Monaco, che oggi è uno dei grandi interpreti pirandelliani e che si è prestato per questa nostra lodevole iniziativa. Ecco, come si appresta lei a dirigere il distretto? No, io lo sto dirigendo per il momento, anzi le dirò che a giugno, il 30 giugno scado, perché noi abbiamo annualmente il ricambio. No, devo dirle che è stato un anno bellissimo, perché ho improntato tutto l'anno con l'aiuto dei presidenti e di tutta la squadra al Rotary del fare. A me non piace parlarmi addosso, a me piace realizzare le cose. Abbiamo, con un progetto meraviglioso sull'ambiente, piantumato 4.000 alberi in tutta la Sicilia. Abbiamo messo in sicurezza 2,5 milioni di api, con un progetto per salvaguardare le api. Abbiamo anche sistemato alcune aree delle città dove il Rotary c'è per migliorarle e per riportarle alla fruizione dei cittadini. E tanti altri progetti sull'alfabetizzazione. Mi piace sottolineare questo fatto: ieri sera è partito alla prima scuola di alfabetizzazione per gli immigrati ucraini, quindi appena sono arrivati già hanno trovato la possibilità di imparare i rudimenti dell'italiano. Insomma, il Rotary non sta fermo, il Rotary si muove e purtroppo prima con la pandemia e ora con la guerra sta mostrando di essere veramente sul pezzo, di essere punto di riferimento sociale. Ringraziare il nostro governatore Gaetano De Bernardis di avere scelto Agrigento e soprattutto il Teatro Pirandello, Tempio della Cultura, per questa occasione. Questa sera si farà una raccolta di solidarietà pro Rotary Foundation. Grazie. Stasera è una serata importante, notevole per Agrigento. Il Rotary ha chiesto l'ospitalità al Teatro Pirandello per questo evento e subito è stata accolta, abbiamo dato la nostra disponibilità e come amministrazione comunale e anche come fondazione del teatro e quindi penso che l'iniziativa sia lodevole e godiamoci lo spettacolo. Alcuni pezzi di un cavallo di battaglia, io e Pirandello, ma più che altro la mia vita è stata costeggiata da interpretazioni pirandelliane e di autori di questa terra, per cui non l'ho scelto io, ma è la terra che ha scelto quali autori dovevo rappresentare. Pirandello prima di tutti. Presenterò 2 brani attinenti al rapporto tra Pirandello e la musica. Pirandello era un grande ammiratore di Beethoven, quindi suonerò il Chiaro di Luna al primo tempo dalla sonata di Beethoven, dopodiché un brano inedito, quasi inedito per Agrigento, perché è un brano salottiero suonato sempre dalla Casa Pirandello, dai giovani della Casa Pirandello, sua sorella Lina, e si evince dal mio studio che io faccio delle lettere, dall'epistolario su Pirandello.